Ancora una volta i Vigili del Fuoco svettano per sensibilità e generosità. Grazie alla raccolta fondi realizzata dal personale in quiescenza dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, la palazzina del Dipartimento di Pediatria dell'Azienda Ospedaliera Università di Padova può offrire ai suoi piccoli ospiti un'esperienza unica, un giorno da pompiere. E questa è la grande novità, vanto da oggi, della pediatria padovana, un simulatore che dona, grazie ad appositi visori e video in tridimensionale a 360 gradi, la possibilità di vivere gli interventi di soccorso effettuati quotidianamente dai Vigili del Fuoco. Una macchina di realtà virtuale, quindi i bambini da qui possono accompagnare i vigili nell'attività di tutto un giorno, vedere i nostri mezzi e alcuni interventi di soccorso. L'idea nasce dal desiderio di non escludere per motivi di salute le tanto amate visite dei bambini al comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Va subito detto un grazie al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all'associazione, per questa donazione che sottolinea ancora una volta da una parte l'attenzione appunto del mondo verso la pediatria e dall'altra il fatto che si cerca sempre di più di rendere l'ospedale a misura di bambino. Da oggi i piccoli pazienti potranno sentirsi eroi in azione, dimenticando per qualche emozionante momento la vita ospedaliera, naturalmente sotto l'attenta supervisione del personale medico. Contribuisce a portare gioco, a portare distrazione, a portare momenti di benessere per il bambino.